Eleonora Bottaro non voleva affrontare la chemioterapia. La diciottenne di Bagnoli di Sopra, stroncata nel 2016 dalla leucemia, era convinta di poter guarire grazie alle cure alternative e sperimentali. Lo ha raccontato davanti al giudice del Tribunale di Padova la mamma della ragazza, ascoltata per oltre un'ora e mezza. I due genitori della giovane, che all'epoca della malattia aveva 17 anni, sono accusati di omicidio colposo per non aver sottoposto la figlia ai cicli chemioterapici. La madre però ha ribadito e difeso la volontà di Eleonora. Non voleva la chemioterapia. Se la faccio il mio corpo muore prima, avrebbe detto ai genitori che, secondo quanto ricostruito dalla madre, avrebbero anche provato a parlare con lei della possibilità di fare la chemio. Il travaglio di Eleonora era iniziato nel febbraio 2016, quando il medico di base ordinò il ricovero urgente della 17enne dopo aver visto i risultati degli esami del sangue. La malattia le venne comunicata nel giorno dell'anniversario della morte del fratello. La cosa scioccò la giovane. Secondo la madre, Eleonora voleva gestire il dolore senza antidolorifici e fu sempre categorica contro la chemio. Mesi durissimi per la ragazza, a cui si affiancò anche la vicenda legata alla potestà genitoriale. La morte sopraggiunse nell'agosto 2016 e per i genitori iniziò così la fase del processo.